Saremo ad Arizzo per ripercorrere proprio i passi che facevano i commercianti di ghiaccio che salivano fino alle montagne per raccoglierlo e per poi portarlo nei grandi centri della Sardegna e commerciarlo. Un viaggio a ritroso nel tempo, ripercorrendo i sentieri battuti dai commercianti di Arizzo per raccogliere e rifornire di ghiaccio i grandi centri della Sardegna. Una storia che ha inizio nei primi anni del XVII secolo nelle montagne del paese de Sacarapigna. La neve, estratta dalla neviera, veniva caricata sui carri e coibentata con la paglia per arrivare intatta fino a Cagliari. Saliremo fino a 1300 metri a Fontana Cugnada, proprio nei locali tra Felci e Ginepri in cui si trovavano queste case della neve, in Sardegna Domoso de Sunia, che sono dei pozzi circolari profondi parecchi metri e resi visibili all'esterno tramite muretti a secco, e sono situati lungo i canaloni dove la neve appunto si depositava, permettendone il raccolto tramite secchielli e cestini. Il trekking di domenica, organizzato dall'Assemblea Nazionale Sarda, comincia alle 9, dura 13 km, difficoltà media, richiesta una buona forma fisica, scarpe adeguate, acqua, cappellino, protezione solare. Saranno 2 guide ambientali a raccontare questo pezzo di storia della Sardegna e la meraviglia dei luoghi. Saremo insieme ai nostri amici di Your Sardinia Experience, che sono guide locali di Arizzo, appunto esperti nel territorio, e gli abbiamo chiesto noi di Assemblea Nazionale Sarda di poter fare questo trekking in sardo, anche per rispetto di quei commercianti che al 200% parlavano per loro in sardo, davano i nomi delle cose che vedevano e che toccavano con mano in sardo.